è riposata nella parola, perché la parola veramente ci permette di navigare in questo mondo, che non è facile vivere in questo mondo al giorno d'oggi. I tempi sono terribili e si vanno accavallando situazioni pericolose in questo mondo. Però se noi abbiamo la parola è una lampada ai nostri piedi. La parola ci permetterà di camminare secondo le vie di Gesù, secondo il volere del Padre, e di conseguenza noi riusciremo a navigare in questo mondo, perché riusciremo a sconfiggere, come ha detto Gesù, ogni principato, ogni autorità, ogni potenza. Amen? Ci crediamo? E se non ci crediamo, peggio per noi. Allora vi alzate un attimino. Ci sono tante parole da leggere, però questa è quella che apre il messaggio. E si trova in Luca 17, al versetto 6. Ci siamo? E il Signore disse: se aveste tanta fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e trapiantati in mare, ed esso vi ubbidirebbe. Amen. Vi potete sedere. Allora, molti pensano che per ottenere ci vuole tanta fede, no? Molti pensano che per ottenere ci vuole una mega fede, una grande fede, una fede potente, una fede grandiosa, una fede gloriosa, ma non è così, perché la parola ci smentisce il nostro pensiero umano. Il Signore vuole da noi anche poca fede, quanto un granello di senape. E dicono, perché io non l'ho mai visto finora, che il granello di senape sia il più piccolo fra tutti i semi. Però quando poi cresce, germoglia, diventa un grande albero, e gloria a Dio, il più alto dei piccoli semi, il più grande dei piccoli semi. Quindi significa che quella poca fede che ognuno di noi può avere, se la nutriamo con l'amore e l'ubbidienza, con la parola, cresce dentro di noi e diventa un grande albero. Quindi noi cresciamo nella parola e diventiamo un grande albero. Amen. E possiamo dire veramente: tu monte, spostati da me. Tu problema, vattene via nel nome di Gesù. Tu non mi appartieni, io non ti appartengo. Vattene via, nemico della mia anima. Io non ti appartengo, io sono del Signore Gesù Cristo. Ma talmente sarà ferma e forte questa piccola fede che ci permetterà di essere determinati e il nemico fuggirà da noi. Dobbiamo crederci. Ora, molte volte noi siamo, tra virgolette, male convinte. Convinti male, perché noi seguiamo i dettami del mondo o determinate regole, determinate filosofie, determinati concetti, ma non è così. Perché Gesù ci ha parlato nella sua semplicità e ci ha spiegato che basta avere poca fede. Basta avere poca fede e questa poca fede deve diventare gigante dentro di noi. Ma questa poca fede, quindi non ti ammazzare a chiedere: dammi una fede grande, dammi una fede mega fede, dammi una fede particolare, dammi una fede miracolosa. Non ammazziamoci, perché molte volte noi, facendo queste preghiere, ci allontaniamo dalla genuinità, dalla semplicità del concetto. Gesù ci ha parlato chiaramente
da noi non esige una grande fede, da noi non esige una mega fede, da noi esige anche una piccola fede. Se c'è la grande fede, gloria a Dio, vuol dire che Dio l'ha data, è stato Lui a donarla. Amen. Ma noi con le nostre armi, con le nostre piccole forze, con la nostra fragilità, gracilità, noi non possiamo raggiungere una mega fede. Se il Signore te l'ha data, coltivala, affinché quella grande fede diventa robusta, coerente, forte. Ma se ti ha dato una piccola fede, nutrila, affinché quella piccola fede diventi robusta, coerente, forte. Perché quel tipo di fede ottiene, quel tipo di fede ci permette di vedere, di cogliere, di acchiappare e di capire pure. Perché quella piccola fede diventa albero dentro di noi. Amen. Quindi fatta questa premessa, noi possiamo passare al discorso che andiamo a fare. Molte volte noi ci preoccupiamo, molte volte diciamo a noi stessi: oh Signore, io non sono capace, forse non ho fede abbastanza per ottenere, forse non ci riesco, forse prego male, forse non sono con te dalla mattina alla sera, forse, se, ma noi davanti al Signore ci presentiamo in questo modo, con i nostri se, i nostri ma il Signore richiede da noi quella piccola fede, quella scintilla che c'è dentro di noi. Noi dobbiamo curare quella piccola scintilla, perché purtroppo se siamo qua è perché il Signore ci ha dato fede, giusto? Ci ha dato la fede per credere in Lui e ci ha dato la fede per credere nella Sua parola. Perché molti credono, ma tu quando vai a parlare della Sua parola si allontanano, no? Vi è capitato? Non basta solo credere in Gesù, ma occorre ubbidire, credere e ubbidire alla Sua parola. L'abbiamo fatto tempo fa questo discorso. Però molte volte la fede viene bloccata. E ci sono alcune cose che bloccano la fede. E quindi il Signore oggi vuole che questi intoppi della fede vengano annullati. Quindi la fede può essere bloccata dalla incredulità, dalla durezza di cuore, dai dubbi e turbamenti, dalle ansietà. Quindi, ripetiamo, incredulità, durezza di cuore, dubbi e turbamenti, ansietà. Un'altra volta. Incredulità, durezza di cuore, dubbi e turbamenti, ansietà. Quindi sono ostacoli alla fede. Sono grandi, è come se fossero delle pietre di inciampo per la fede. Ecco, vediamo, e possono essere macigni o pietre o pietrucce, a secondo come li vediamo, però sono di grande inciampo. Cioè noi non possiamo ottenere, non possiamo credere, non possiamo agire perché la nostra fede viene intoppata o bloccata da queste cose. Allora, e la parola ce lo spiega, la parola ce lo fa capire. La parola ce lo dice, non sono io a dirlo, ma è la parola, è Gesù stesso che l'ha detto. Andiamo a leggere Matteo 13,58, dove si parla dell'incredulità. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Andiamo a leggere in Giovanni 20, 25 a 29. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi,
E se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato, io non crederò. E dopo 8 giorni i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il dito e guarda le mie mani. Stendi anche la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente. Allora Tommaso rispose e gli disse: Signore mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Amen. Quindi l'incredulità è un grande inciampo. I Nazareni, allora i compaesani diciamo di Gesù, non hanno creduto in Gesù perché non vedevano in Gesù l'uomo mandato da Dio, il Dio grande, il Dio potente, un messaggero, un profeta. Loro lo vedevano semplicemente come il figlio del falegname, ce l'ha spiegato il pastore Carmelo tempo fa. Quindi si sono più concentrati in quello che era, umanamente parlando, e non in ciò che veramente era. Amen. Quindi quando noi, cosa succede? Quando noi non diamo veramente l'onore a coloro che ci parlano, il rispetto a coloro che sono stati inviati dal Signore nella nostra vita, noi siamo increduli e per questa incredulità noi non otterremo niente, perché il Signore non ci permetterà di vedere niente, perché il Signore ci dice: tu non credi, io non ti faccio vedere niente, ma non perché lo fa per ripicca, ma perché è la fede che apre, l'incredulità chiude. Ci siamo? Quindi quando i Nazareni non hanno accettato Gesù nella loro vita, non lo hanno accolto come il profeta mandato da Dio, non hanno fatto altro che chiudere le porte al Signore. Quindi quando non crediamo o quando qualcuno non ci crede, non crede a noi, è perché chiudono le porte al Signore. Quindi non temiamo. Intanto noi liberiamoci da ogni forma di incredulità. Se riconosciamo che dentro di noi c'è incredulità, togliamola questa incredulità. Spezziamo il legame, liberiamoci di questa incredulità, perché è un intoppo grande. Preghiamo affinché invece ci sia, piccolo o grande che sia la fede, ma una fede viva, una fede ferma, robusta, una fede che ci permetterà di vedere, di capire, di conoscere e di andare avanti nel nome di Gesù. Amen. Affinché noi possiamo dare il 100%. Ma quando invece vedremo che la gente ci chiude le loro porte, ci chiude il loro cuore, non temiamo, non l'hanno fatto a noi, non lo fanno a noi, lo fanno al Signore. Non hanno accettato noi, non hanno accettato il Signore, ed è una cosa grave. Noi dobbiamo pregare per coloro che chiudono queste porte, noi dobbiamo pregare con tutto il cuore e desiderare veramente la loro salvezza, perché così facendo, chiudendo questo cuore, chiudendo le porte fisiche e le porte umane e le porte del cuore, non vanno altro che non dare la possibilità al Signore di visitarli e di regnare dentro di loro. Ci siamo? Quindi eliminiamo da noi, il primo passo, eliminare da noi l'incredulità. Poi, nel momento in cui tu sei convinta o tu sei convinto di quello che dici, di quello che stai facendo, e la gente ti vede convinta, ti vede convinto, lo Spirito Santo può essere sicuramente che ti aprirà le porte. Ma se tu dimostri una fede incredula, allora lo Spirito Santo non può agire, perché tu hai aperto, io ho aperto una breccia per il male. Ieri sera abbiamo parlato, il pastore ci ha parlato di macchinazioni del male, quando noi non perdoniamo noi stessi e non ci amiamo.
e diamo adito al maligno di macchinarci, giusto? Quindi è la stessa cosa, quando noi siamo increduli, apriamo una breccia al nemico e il nemico impedirà sicuramente, perché coloro che sono fuori sono deboli, sono fragili nella fede, è ovvio, oppure non hanno proprio fede, sono religiosi, ma non hanno fede, non hanno la relazione intima con Gesù, per cui il nemico li gioca e fa vedere loro che noi non siamo i ministri di Dio. Quindi dipende anche da noi. Se noi siamo fedeli, se noi abbiamo una vera fiducia, allora le porte si aprono, ma se noi ci presentiamo davanti al Signore e ci presentiamo davanti alla gente con questa incredulità, la gente non accoglierà, perché il nemico si metterà davanti a noi, si metterà tra noi e loro. Quindi noi dobbiamo togliere l'incredulità dal nostro cuore. Noi dobbiamo credere. Noi dobbiamo avere una fede genuina, una fede semplice, una fede che ci permette di ottenere, una fede che ci permette di avere una vera comunione con te, con il Signore, una vera comunione con Lui, una vera relazione con Lui. Amen. Poi abbiamo parlato di Giovanni, con il Vangelo di Giovanni, di Tommaso. Molte volte noi presumiamo di avere fede, ma vogliamo vedere, ed è sbagliato. Perché il Signore ci dice: beati coloro i quali non vedono, però credono. Quindi noi dobbiamo, la vera fede è quella che ci fa vedere ciò che ancora non abbiamo. Quella è vera fede. Tu devi vedere. Per ora si parla anche di lavoro, di ragazzo, un miglioramento nella nostra vita, la salvezza dei popoli, la salvezza di coloro che sono nei nostri paesi, la salvezza dei parenti, ma noi li dobbiamo vedere già con gli occhi del cuore. Noi dobbiamo vedere già questi miracoli con gli occhi del cuore. Nel momento in cui tu li vedi con gli occhi del cuore, ci credi e il Signore ti fa il miracolo, perché dipende da me, dipende da te, dipende da noi. Noi siamo già beati. La fede non è quella che ci fa vedere le cose che accadono, quella non è fede. Se tu vedi, allora tu vedi veramente un miracolo, ma tu dici: ma veramente, grazie Signore, ti lodo, ti benedico, ti glorifico. Ma tu non hai dimostrato fede, hai semplicemente visto, il Signore ti ha fatto vedere, ma non era fede, quella non è fede. Il Signore invece ci chiama ad avere fede, perché con la fede di cose che non si vedono ma si ottengono, con questo tipo di fede tu otterrai, con questo tipo di fede sei gradito al Signore, con questo tipo di fede tu farai grandi cose nel nome di Gesù. Amen. Ci credi? Ci crediamo? Allora togliamo da noi questa fede razionale, perché la fede non è razionale, però questo tipo di fede è razionale, è una fede ragionata, una fede che dice: vabbè, ma se tu mi fai vedere le cose allora io crederò. Non è così. Noi siamo tommasini e no, dobbiamo togliere da noi questo tipo di fede che non ci permette di avere veramente confidenza con il Signore e riposo nel Signore. Poi un altro tipo di intoppo nel nostro cuore che intoppa, blocca questa fede è la durezza di cuore. E lo troviamo in Marco 16, 14. Poi apparve agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato.
Allora, noi dobbiamo presentare, quando pensiamo alla durezza di cuore, noi dobbiamo vedere un masso duro, come si dice in siciliano, un ghiangone, è una cosa dura, dobbiamo vedere. Ecco, se il nostro cuore è così, non riusciremo ad avere fede vera. La fede vera, quella che il Signore ci ha donato, è bloccata da questo masso, è inciampata da questo masso, che è nel nostro cuore. E a causa di questa durezza noi non riusciamo né a credere, né a vedere, né a ottenere, né a vivere nella pace, né a vivere nella gioia, né a poter cogliere tutto quello che il Signore ci dice, ci fa capire. Non ci permette di credere a coloro che parlano nel nome del Signore. Non ci permette di credere alla parola, perché non riposiamo nella parola. La durezza di cuore non ci permette di riposare nella parola, perché una volta che il Signore parla, basta, quella è la parola. Noi non possiamo chiedere in continuazione sempre e chiedere la stessa risposta. Basta, dobbiamo avere fiducia in Lui. Ma se dentro di noi riconosciamo che non c'è questa pace, perché non riposiamo nel Signore, non riposiamo nella parola, non tratteniamo nella parola, e allora noi dobbiamo correre ai ripari. Noi dobbiamo andare al Signore e gli dobbiamo dire: Signore, veramente togli questa durezza nel mio cuore. Io non voglio questa durezza nel mio cuore, io voglio un cuore di carne, perché tu mi hai promesso un cuore di carne, io voglio quel cuore di carne. Perché il mio cuore deve palpitare alla tua presenza, perché il mio cuore si deve commuovere alla tua presenza, perché il mio cuore deve essere toccato dalla tua parola, perché so che la tua parola è spirito e vita. Questo noi dobbiamo fare. Ma se continuiamo a insistere, a non riposare, a non riflettere in noi, a non vedere, a non ravvederci, a non vedere dentro di noi cos'è che non va, che blocca questa fede, allora noi saremo ancora bloccati nella fede. Oggi il Signore vuole che noi usciamo da questo circolo vizioso. Il Signore vuole che noi usciamo da tutti questi blocchi. Perché il Signore ci ha dato libertà, ci ha resi liberi, col suo sangue ci ha acquistato e noi dobbiamo essere liberi, noi dobbiamo vivere da liberi e non da tormentati, da ansiosi, da dubbiosi, da donne o uomini pietrificati dal dolore, dalla disperazione, dalla delusione, dalle angosce, dai turbamenti. Basta, liberiamoci, permettiamo al Signore di liberare il nostro cuore. Diciamo veramente a questa durezza: vattene via nel nome di Gesù, io non posso portarti più nel mio cuore, io devo essere libera, devo essere libero, perché io appartengo al Signore, il Signore è mio Padre e io non posso temere niente. Se Dio è mio Padre, chi potrà essere contro di me? Chi potrà essere contro di te se Dio è tuo Padre? Se tu hai accettato il sangue di Gesù, se tu hai accettato il suo sacrificio, ma chi può essere contro di te? Chi può vincere i demoni? Gesù Cristo ha vinto per noi, amen. Egli è la salvezza immediata, Egli è il vero Salvatore, amen. Quindi riconosciamo, riflettiamo. L'altro ostacolo: dubbi e turbamenti. Poi disse ai suoi discepoli: perciò vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita di che mangerete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita vale più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi, essi non seminano e non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Ebbene voi valete molto di più degli uccelli. E chi di voi può con la sua ansietà aggiungere alla sua statura un sol cubito? Se dunque non potete far neppure ciò che è minimo, perché siete in ansietà per il resto? Osservate come crescono i gigli, essi non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, in tutta la sua gloria, non fu rivestito come uno di loro. Ora,
Se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più rivestirà voi, o gente di poca fede? Amen. Allora, abbiamo detto dubbi e turbamenti. No, anzi, tu hai letto l'ansietà. Allora, l'ansietà è un altro blocco. L'ansietà non ci permette di stare nel riposo di Dio. Noi siamo stati chiamati al riposo di Dio, noi siamo stati chiamati a dormire, a riposare con Lui, a stare in confidenza con Lui, a stare rilassati alla Sua presenza, ma rilassati nel mondo, perché tanto è il Signore che si prende cura della nostra vita. Se questo non c'è nella nostra vita, se c'è invece ansia, preoccupazione, questa ansietà non ci permette di riposare alla Sua presenza, perché, lo sapete, quando uno è ansiolitica è sempre con questo stato ansioso, con questo stato di tremore, con questo stato di terrore, con questo stato di ansia e di preoccupazione, con questo stato agitato. Siamo sempre agitati davanti al Signore. E non può essere. Non può essere, perché leggiamo un'altra parola e poi diamo una chiarezza. Leggiamo in Giacomo 1, 6, 8. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi infatti un tal uomo di ricevere cosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Quindi qua Giacomo ci parla sia del dubbio che dell'ansietà. Quando noi siamo agitati, noi siamo come un'onda in mezzo al mare. Io a Cefalù non mi piaceva andare a mare, all'Ascari, perché vedevo sempre questi cavalloni. Quando c'ero io c'erano sempre cavalloni. Non mi piaceva entrare nell'acqua, perché appunto c'erano questi cavalloni giganteschi. Ora, noi siamo così. Quando noi permettiamo all'ansia e al dubbio di penetrare nel nostro cuore, noi siamo sempre così, agitati, e siamo come un'onda in mezzo al mare. Il Signore ci vuole sereni. Il Signore ci vuole fiduciosi. Il Signore ci vuole che riposiamo in Lui. Il Signore vuole che noi togliamo dal nostro cuore l'ansia e il dubbio. Il dubbio è come un neo nel nostro cuore, che se si ingigantisce diventa pericoloso, esclude la fede in noi. Ma se rimane piccolo è sempre una breccia aperta per il male, perché il nemico si insinua attraverso quel piccolo dubbio e ti allontana dalla fede. Non vi è mai capitato di riposare nel Signore, di credere nella parola, di andare a casa festosi, gioiosi, poi arriva il nemico, ti mette una fesseria nella testa e se c'è quella breccia aperta, tu cadi. Se dentro di te invece la breccia, se dentro di te, dentro il tuo cuore non c'è nessuna breccia, tu resti ferma, tu resti fermo. Anche quando in quel momento pensi e rifletti su quel dubbio che ha cercato di insinuare il nemico nella tua mente. Ma tu poi dopo un po' ti ravvedi, ti svegli e dici no, il Signore è con me, il Signore mi ha promesso, il Signore mi darà, il Signore mi accompagnerà, il Signore mi darà la possibilità di vincere, perché io già ora sono più che vittoriosa in Cristo Gesù. Amen. Ma il dubbio non ti permette di essere così, perché tu, quando hai questo dubbio nel tuo cuore, tu incominci a pensare, e se è così, e può essere così,
E può essere in quel modo, e può essere in quell'altro modo, può essere che questo pensiero è positivo, può essere che invece è il Signore che mi sta avvertendo, perché noi siamo capaci anche a giostrare la situazione, ad inventare e mettere nella bocca del Signore ciò che Lui non dice. Noi siamo bravi. Guardate che Gesù quando dice una cosa è. Se Lui ha promesso, quella promessa rimane in eterno. Quella promessa è. Devi credere tu in quella promessa. Devi accogliere tu quella promessa. Devi trattenerla tu quella promessa nel cuore. E devi permettere che quella promessa nel cuore cresca e diventi un grande albero come quel granel di senape. Quindi significa che quel piccolo pensiero la promessa di Dio però, deve diventare grande, ma così come con il piccolo seme che diventa un grande albero, può essere anche un piccolo pensiero del nemico che diventa un grande albero dentro di te e ti schiaccia. Sapete quanti alberi ci sono che adombrano le case e non permettono veramente che le case abbiano luce? Ma è capitato in campagna, oppure anche nelle strade. Io mi ricordo prima c'erano grandi alberi di fichi, grandi alberi di non so di che cosa, che adombravano le case. Sì, c'era una bella vista, però schiacciavano questa visualità, schiacciavano questa luce. Quindi quando il piccolo dubbio si insinua nella mente, state attenti, stiamo attenti, perché può diventare un grande pensiero che ci schiaccia e ci allontana dalla promessa e ci allontana dal vedere la realizzazione delle promesse di Dio. Stiamo attenti. Ci siamo? Abbiamo detto dubbi e turbamenti. Ed egli disse loro: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? È Gesù che parla. Quindi il Signore ci dice perché? Perché vi fate assillare dai dubbi, dai turbamenti? Perché? Allora, il dubbio dalla mente passa nel cuore. E quindi il nostro cuore diventa agitato, come un'onda in mezzo al mare, ci dice Giacomo, no? Il turbamento si localizza nella mente. Turbamento, no? Si localizza nella mente. Una volta, e quindi quando c'è questa lotta dentro di noi, con questi dubbi e con questi turbamenti, quindi con pensieri che turbano, che preoccupano, che assillano, che sconvolgono, che imbauriscono. Quando noi siamo invasi da questi sentimenti, diciamo, chiamiamoli così, noi siamo come un'onda in mezzo al mare. E Giacomo ci dice che non si illuda quest'uomo di poter ottenere qualcosa dal Signore. Vogliamo leggere di nuovo Giacomo? Giacomo 1 dal 6 mi sembra all'8. Ma la chieda senza dubitare, perché chi è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi infatti un tal'uomo di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Quindi noi ci presentiamo davanti al Signore instabili. Cioè il dubbio e il turbamento causano in noi doppiezza. Quindi non abbiamo un cuore lieto, un cuore fiducioso, un cuore che riposa, ma un cuore agitato, tormentato, preoccupato. Un cuore che non ha fede. Un cuore che non crede. Un cuore che si deve allenare ancora a credere. Amen. Quindi da noi il Signore vuole che noi ci allontaniamo anche dai dubbi e dai tormenti, dalle ansie, dalle preoccupazioni. Noi dobbiamo spezzare il legame con le ansie
con le ansietà, con le preoccupazioni, con i dubbi, con i turbamenti. Amen. Noi dobbiamo andare avanti e dobbiamo essere fiduciosi nel Signore, perché se così non facciamo, noi riscaldiamo solo la sedia, non cresciamo. Noi possiamo essere come quel popolo che accompagniamo la piacevole canzone d'amore, ma poi non portiamo frutto. Noi possiamo essere usati come strumenti di adornamento, di bellezza, di apparenza, di numero, ma noi non saremo mai concreti figlioli di Dio, perché il vero figliolo di Dio è colui che riposa anche con quella piccola fede. Quindi non ti disperare quando capisci che non hai una grande fede. Tu devi avere quella fede che Dio ti ha dato. Devi permettere che quella fede diventi robusta, coerente, ferma, decisa dentro di te. Perché attraverso quella piccola fede tu riceverai. Non stare così preoccupata, ansiosa. Non stare così tormentato e dubbioso. I dubbi devono andare via. Il dubbio può essere un cancro. Il dubbio può essere così immortale dentro di noi, che giorno dopo giorno cresce e giorno dopo giorno ci allontana dal Signore, facendoci morire non fisicamente ma spiritualmente. Amen. Allora, per concludere, il Signore cosa richiede? Che tipo di fede il Signore richiede da noi? Andiamo a leggere 2 Cronache 20, versetto 20. Ci siamo? La mattina si alzarono presto e partirono per il deserto di Tecoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat stando in piedi disse: Ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno il vostro Dio e sarete saldi, credete nei suoi profeti e prospererete. Amen. Quindi la fede che richiede il Signore è questa: credere. Allora, credere nell'Eterno, credere quindi in Dio Padre Onnipotente, in tutto quello che Lui ha fatto, in tutto quello che Lui ha compiuto, in tutto quello che Lui ha detto. Riconoscerlo come nostro Dio. Stare saldi in Lui, stare fermi, forti in Lui. E credere nei Suoi profeti. Cioè credere in coloro che parlano nel nome del Signore, perché non è tanto parola, non usano tanto la parola propria, ma usano la parola di Dio. E allora sì che prospererete. Allora, lo vogliamo leggere tutti insieme questo? Vogliamo prendere tutti quanti la parola, per piacere? Questo versetto, perché questo versetto ci deve veramente convincere. Questa parola ci deve convincere. Vogliamo alzarci come segno proprio di ubbidienza e di rispetto. Quindi questa è la fede che richiede il Signore. E questa parola ce la riporta anche Giovanni nel capitolo 3, dove dice appunto che bisogna credere in Gesù e nella sua parola. Non è solo credere che Gesù è venuto nella carne, ma nella sua parola. Ubbidire alla sua parola, l'abbiamo letto tempo fa, vi ricordate? Siccome l'altra volta l'abbiamo letto nel Vangelo, questa volta lo leggiamo nell'Antico Testamento. Allora, tutti insieme. La mattina seguente si alzarono presto
e partirono per il deserto di Tecoa. Mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno il vostro Dio e sarete saldi, credete nei suoi profeti e prospererete. Quindi il Signore vuole che noi accettiamo Dio Padre Onnipotente come nostro Dio e stiamo saldi in Lui. Crediamo nella sua parola e crediamo nella parola che ci dice attraverso i suoi profeti. Allora sì che prospereremo, quindi allora sì che noi andremo avanti. Chiudiamo gli occhi. Signore, Padre della vita, nel nome di Gesù io ti voglio chiedere perdono. Ti voglio chiedere perdono per tutte le volte che noi ci siamo presentati davanti a te con questi blocchi. Ti abbiamo offerto una fede bloccata da incredulità, da ansietà, da dubbi, da turbamenti, da paure. Non abbiamo riposato in te, Padre. Non abbiamo fatto entrare la tua parola. E abbiamo continuato nel nostro percorso, abbiamo camminato nella nostra vita e siamo andati avanti con dubbi che sono diventati giganteschi dentro di noi, con perplessità, con incredulità. Non abbiamo visto con gli occhi della fede le cose. Non abbiamo visto le cose con i tuoi occhi. Non abbiamo udito le tue cose, la tua parola con le nostre orecchie, con le orecchie spirituali, ma le abbiamo udite con le orecchie umane, carnali. E abbiamo vagato nei nostri deserti. E vagato tanto tempo nei nostri deserti. E non siamo veramente arrivati alla meta che tu volevi per noi, perché noi siamo stati bloccati. O Padre Santo, Padre benedetto, tu ci esorti oggi nel nome di Gesù a liberarci di tutto ciò che ha bloccato questa fede. Permetti, Padre, che ognuno di noi faccia veramente su di sé un esame di coscienza, rifletta sui suoi blocchi, per far sì che da domani in poi si presenti davanti a te con una fede attiva, con una fede viva, con una fede vera, con una fede anche piccola ma ferma, forte in te, Signore, robusta, coerente, una fede che non ci fa vacillare, una fede che non ci fa diventare come le onde del mare, una fede che non ci dà doppiezza di cuore, ma una fede che riposa, che ci permette di riposare in te, una fede che ci fa stare in attesa della realizzazione delle tue promesse nella pace, nella gioia, nella serenità. Padre Santo, tu con tanta premura, con costante premura, ci hai parlato in tanti modi e alla fine ci hai parlato anche con i tuoi profeti. E molte volte noi abbiamo cacciato via questi profeti, li abbiamo disprezzati, non li abbiamo calcolato, perché pensavamo che la loro parola era parola umana.
Ti chiedo perdono, Padre, perché molte volte non abbiamo dato la possibilità a quella parola profetataci di crescere dentro di noi e di dimorare, di fare la propria casa in noi. Tu ci hai detto che dall'udire viene la fede, ma noi molte volte non abbiamo voluto udire, Signore. Abbiamo ascoltato lì per lì la parola, ma poi l'abbiamo rimossa dal nostro cuore. Ce ne siamo anche dimenticati, Signore. Oh Padre Santo, abbi pietà veramente, Signore. Abbi pietà di noi, Signore. Tu oggi ci hai parlato, ci hai dato la chiave per uscire da questa situazione di stallo o da questa situazione desertica, perché ci vuoi dare veramente quella fede prosperosa che ci dà prosperità, e noi quella fede vogliamo, perché tu richiedi quella fede da noi e noi quella fede vogliamo, quella fede che ottiene, quella fede viva, verace, quella fede che ci permette di avere un'intima relazione con te, un tu per tu con te, Signore. Quella fede che ci permette di amarti al di sopra di tutto e di tutti. Quella fede che ci permette di arrenderci a te. Quella fede che ci permette di dimorare in te, Signore, con la certezza che tu penserai la nostra vita, con la certezza che tu realizzerai ogni nostra cosa, con la certezza che tu farai cooperare tutto per il nostro bene, con la certezza che la nostra vita sarà prosperosa. Amen. Gloria a te, Signore. Aiutaci veramente, Signore. Aiutaci ad avere questa fermezza della fede, Signore, affinché gli altri, Signore, quando noi andiamo a parlare, quando noi andiamo veramente, Signore, a innalzare il tuo nome, a evangelizzare, gli altri, vedendoci autentici tuoi figli, vedendoci con una fede ferma e decisa, possono dire veramente: là è il Signore. Vogliamo venire con voi, perché abbiamo compreso che veramente il Signore è con voi. Oh Signore, fa di ognuno di noi un miracolo vivente. Fa che ognuno di noi sia il miracolo vivente. Fa che ognuno di noi veramente coinvolga gli altri nei miracoli, Signore. Perché tu sei il miracolo della vita. La vita stessa è un miracolo. E noi ti diciamo grazie, Signore. Grazie per il tuo amore. Grazie, Signore, per tutto quello che tu stai facendo nella nostra vita. Grazie, Signore. Grazie, Signore, perché tu sei grande e potente, immenso il tuo amore. Glorificato sia il tuo nome, ora e sempre, Signore. Amen. Amen, alleluia. Ho cercato negli occhi del mondo, occhi che muoiono giorno per giorno, e camminavo piangendo per strada, perdendo